E ben ritrovati a tutti da Giulia Salmaso, un ben ritrovati ai telespettatori di Telechiara, ma anche ai radioascoltatori di Blu Radio Veneto in questo nostro spazio settimanale dedicato all'Europa. Cominciamo quindi con le notizie partendo da una novità per tutti gli automobilisti. Da oggi tutti i nuovi modelli di automobili e furgoni devono essere dotati di luci diurne. Per i camion e gli autobus l'obbligo si applicherà tra 18 mesi, nell'agosto del 2012. Le luci diurne sono lampade speciali che si accendono automaticamente all'avvio del motore. Hanno lo scopo di aumentare la sicurezza rendendo più visibile il veicolo agli altri utenti della strada. Rispetto ai fari anabaglianti, cioè i fari normali che conosciamo tutti, hanno cioè un basso consumo energetico. Nei paesi in cui sono già obbligatorie le luci diurne si ritiene che abbiano dato un contributo sostanziale alla sicurezza stradale, un grande problema dell'Unione Europea. Nel 2009 infatti più di 35.000 persone, pensate, sono morte in Europa in incidenti stradali. La nuova direttiva quindi contribuirà a migliorare la sicurezza sulle strade europee e permetterà di armonizzare anche tutte le normative nazionali esistenti in materia, finora molto diverse l'una dall'altra. Voltiamo pagina. Quanti sono e come sono organizzati i mezzi di comunicazione nei 27 Stati membri dell'Europa? Sul portale dei giornalisti europei, ovvero lo European Journalist Center, esiste una cartina interattiva con ben 38 paesi europei e 6 paesi invece vicini all'Europa. La cartina, oltre a fornire un elenco di giornali, radio, televisioni, siti web, riflette anche i continui cambiamenti, sia nei media tradizionali che in quelli di ultima generazione in tutti questi Stati membri. Da qui gli utenti possono avere accesso anche ad una vasta gamma di informazioni, comprese anche le tendenze dello sviluppo dei media nei diversi paesi, i sistemi anche di affidabilità e la legislazione del settore, possono avere anche degli approfondimenti sui media della carta stampata, online e televisivi. Ma adesso avviciniamoci un po' più a casa nostra, come quanto si parla di nord-est in Europa e come quanto si parla invece di Europa a nord-est. L'abbiamo chiesto a due nostri rappresentanti che di Europa se ne intendono, l'eurodeputato Maura Bizzotto e l'assessore regionale Roberto Ciambetti, che si occupa invece di Europa all'interno della Regione Veneto. Vediamo. Uniti nella diversità. Questo è lo slogan dell'Europa e su questo, non su un appiattimento culturale e valoriale, le istituzioni a 12 stelle investono ogni anno miliardi di euro. Anche la specificità del nord-est è compresa in questa politica, ma non è sempre facile farla rispettare. Ce lo spiega l'onorevole Mara Bizzotto. Sicuramente di nord-est si parla molto in questo periodo, soprattutto in termini di infrastrutture. Abbiamo perso tanto tempo, ora è il momento di agire anche nel campo infrastrutturale, anche se non dobbiamo mai dimenticare che un'infrastruttura, una strada, una ferrovia può essere fatta solo se c'è il consenso, la condivisione e il dibattito con i cittadini. Poi la decisione deve essere presa, ma non si può pensare di imporre un'infrastruttura che i cittadini non comprendono, che spesso non è utile al territorio da cui è attraversata, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutte le istituzioni in questa direzione. In realtà nella mia attività politica ragiono sempre ricordandomi che sono una cittadina veneta, quindi nel nord-est dell'Italia, e questo perché devo confrontarmi con realtà completamente diverse. Io sono in commissione lavoro e occupazione e ovviamente gli obiettivi della Germania e della Francia sono totalmente diversi dall'Italia e soprattutto spesso non si pensa che molte delle nostre imprese, le imprese appunto venete, sono piccole imprese artigianali che hanno bisogno di un aiuto concreto e non hanno bisogno di grandi discorsi o di principio che spesso vengono fatti dalla Germania e della Francia, che sono paesi a grossa industrializzazione. La realtà veneta del nord-est è particolare, quindi l'impegno mio va proprio in questa direzione, dare risposte al mondo economico della nostra zona che purtroppo non trova simili in altri territori d'Europa, quindi l'impegno non è semplice perché dobbiamo confrontarci giorno dopo giorno a richieste, soprattutto in momenti di crisi così particolare, da altri Stati. Eppure l'Europa continua ad essere un treno da non perdere pur con le sue scomodità. Per chi siede a Palazzo Balbi e non a Bruxelles, l'intenzione è comunque quella di continuare a sfruttare i programmi e i progetti offerti dall'Europa, come conferma Roberto Ciambetti, assessore regionale alla cooperazione transfrontaliera.
I fondi strutturali, specialmente la prossima programmazione 2013-2020, sarà fondamentale per il futuro della nostra regione, ma poi anche ci sono tantissime iniziative che riguardano appunto Interreg, programmi transfrontalieri che come regione stiamo seguendo, stiamo cogliendo, in molti casi siamo capofila, in molti altri siamo partner non secondario, quindi stiamo utilizzando la risorsa comunitaria per il Veneto, secondo me in maniera più che mai buona. La Regione Veneto quindi continua a puntare sull'Europa, trovando in essa un partner importante sotto vari aspetti. A ricordarlo è sempre l'assessore Roberto Ciambetti. Molte cose nuove che stiamo esplorando riguardano appunto le piccole e medie imprese, la ricerca e innovazione, ma anche appunto come vengono spesi i soldi pubblici. E anche per questa settimana è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata, agli ascoltatori di Blu Radio Veneto il lunedì alle 13:35, ai telespettatori di Telechiara invece sempre di giovedì alle 19:30, minuto più, minuto meno, e poi replica alle 23:50. Grazie ancora per averci seguito, Aeronauti sulla rotta dell'Unione Europea ritorna la prossima settimana, arrivederci.